Ucciso con 5 coltellate, mentre altre 3 sono state sferrate all'amico che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Castelfranco. Il delitto al culmine di una rissa per la quale sono ora tutti indagati, tanto i 2 ragazzi di origini marocchine arrestati, quanto i 7 che si trovavano alla discoteca Playa Loca della Baita al Lago insieme a Lorenzo Cristea, 20 anni, di Trebaseleghe, la vittima. In un video fornito spontaneamente ai carabinieri da un testimone che nulla ha a che fare con i 2 gruppetti, gli ultimi 2 minuti dello scontro ripresi dall'interno della sua auto. Abbiamo un video parziale dove c'è una, diciamo, ricostruzione abbastanza sommaria di quello che è accaduto, ma per poi poter cristallizzare le responsabilità nei confronti dei 2 arrestati abbiamo bisogno di alcuni approfondimenti investigativi. Primi elementi che insieme alle testimonianze iniziano a comporre il mosaico del delitto di sabato notte per il quale sono finiti in carcere i 2 giovani di origini marocchine, Badre Rouaji, 19 anni, nato a Montebelluna, accusato di omicidio, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere. Età Benami, 21 anni, nato in Marocco, che deve rispondere per ora solamente di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Incensurati entrambi, come pure Cristea e i suoi amici. Uno sguardo di troppo, una spinta, un tavolino conteso, il movente per ora rimane inconsistente. Il fatto è venuto inizialmente all'interno della discoteca dove i 2 gruppi, diciamo, hanno cominciato a litigare per motivi che noi definiamo sempre futili. In realtà, insomma, non si sa qual è stato il motivo scatenante. Dopodiché, nel momento in cui i 2 ragazzi italo-marocchini sono stati allontanati dai buttafuori, diciamo, questi 2 hanno atteso il gruppo che avevano affrontato prima all'interno del locale e da lì è scaturita una rissa da dove poi purtroppo, insomma, ha perso la vita il Cristea Lorenzo. Il ventenne, su cui la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia, è stato dichiarato morto in ospedale. Lì lo hanno portato gli amici insieme agli altri 3 feriti, il più grave dei quali rimane Alessandro Bortolami, 22 anni, di Zero Branco, raggiunto da 3 coltellate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Difficile, secondo gli inquirenti, che a colpire sia stato solamente il 19enne. Sono in corso accertamenti e non è da escludere che la posizione del complice possa aggravarsi. Di coltelli al momento ne è però stato trovato solo uno a una ventina di metri dal luogo della rissa. Era un coltello a serramanico con, diciamo, foggia militare, quindi anche questo fa capire, insomma, che non è il classico coltello da cucina portato in giro in maniera estemporanea, ma probabilmente, insomma, può, ripeto, nascondere qualcosa di più complicato, complesso. L'arma insanguinata sarà ora esaminata dagli specialisti del RIS di Parma. Sotto sequestro le 2 auto usate dai ragazzi, eseguite perquisizioni e rilievi tecnici. Un omicidio maturato in un contesto di alterazione dei ragazzi coinvolti, dovuta all'alcol o ad altre sostanze. Questo andrà appurato. I 2 giovani di origini nordafricane non sono stati per ora collaborativi. Benami, difeso dall'avvocata padovana Paola Miotti, ha fornito pochi elementi e per gli investigatori neppure convincenti. Rouaji si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso ragazzo non sapeva che appunto un ragazzo fosse morto, è bastato lo sguardo, evidentemente lui non sapeva che cosa fosse successo, evidentemente non aveva idea della gravità dei fatti, di quanto accaduto, quindi mi pare che effettivamente l'abbia preso in quel momento del fatto di questo, della morte dell'altro ragazzo.